Nuova puntata di Trieste in diretta, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio. Allora, intanto presento subito gli ospiti che verranno, così sappiamo di cosa si parla anche nella seconda parte. Saremo insieme a Sergio Vianello e Don Alessandro Cucuzza per il progetto Ponti Amici. Parliamo delle iniziative per i bambini dell'Ucraina, perché continuano le attività di tantissime persone volontari che ancora vanno in quel paese per fornire aiuti, cibo e quant'altro, quindi insomma molto importante. Così come importante quello di cui discutiamo adesso insieme a Martina Jelovcic, regata dei Tre Golfi con il presidente Circolo della Vela di Muggia, ben trovata. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ed è l'80ennale del vostro circolo. È l'80ennale del nostro circolo, sì. Era il 12 agosto del 1945 quando un gruppo di volenterosi amanti della vela e del mare hanno costituito con atto costitutivo e statuto il Circolo della Vela Muggia, quindi insomma siamo... Si festeggia quest'anno? È assolutamente d'obbligo. Festeggiamo ogni anno, però insomma in quest'anno in modo particolare. Magari poi torniamo anche a parlare di questo. Adesso darei spazio ovviamente alla regata dei Tre Golfi, una regata molto grande dove sono tante le imbarcazioni che partecipano in differenti sfide. Allora, ci sono novità rispetto agli anni precedenti? C'è qualcosa in più che è stato presentato? Ci dica un po'. Allora, ci diamo del tu. Sì, ci mancherebbe. Okay. Facciamo come gli inglesi che semplificano la comunicazione. L'evento inizia il 7 di giugno con la Muggia per due, che è una regata che fa parte del circuito Solo Due, che è appunto una delle tante tappe del circuito, un insieme di regate che vengono organizzate da più circoli velici all'interno della nostra zona. E passeremo alla Coppa Primavera la domenica 8 e 14 e 15 giugno la Muggia Portorose Muggia nella sua doppia versione traditional e hybrid. Rispetto all'altro anno abbiamo fatto una piccola modifica sul percorso delle imbarcazioni che si iscriveranno alla regata hybrid, proprio per rendere in qualche modo più spettacolare l'arrivo delle imbarcazioni anche che partono da Portorose per il rientro e il termine della manifestazione. Il 15, poi a domenica, ci fermeremo al circolo per grandi festeggiamenti, le premiazioni di tutto il trofeo, e quindi insomma confidiamo, ogni volta incrocio le dita e anche qualcosa di più per sperare che il tempo ci assista anche quest'anno per regalare a tutti i partecipanti una grande festa in mare, perché questo è insomma, l'obiettivo di questa manifestazione. Il richiamo del mare, muggesani, triestini, ma non solo, insomma è forte il richiamo nel Golfo di Trieste. E quindi chi sono le persone che partecipano? Quali sono i profili dei regatanti, di coloro che si avvicenderanno? Ma armatori di imbarcazioni che arrivano anche oltre confine, perché questa è una manifestazione trasversale che tocca più punti del nostro grande golfo. Nasce proprio dalla collaborazione con la Marina di Portorose, che in anni passati insomma, organizzava grandissimi eventi presso il Marina di Portorose. Il format è un po' cambiato negli anni, però insomma, l'obiettivo è quello di attraverso questa regata far capire che lo sport della vela non conosce confini sul mare, quindi insomma, ci tengo moltissimo a questa manifestazione che è un po' il fiore all'occhiello del Circolo della Vela Muggia, come magari altre regate lo sono per altri circoli velici, quindi non è scontato riuscire anno dopo anno a regolamentazioni, normative, regole, riuscire a garantire un'organizzazione efficiente e soprattutto un contesto di festa per chi ama andare in barcavela. Ecco perché appunto quanto ci vuole per organizzare una manifestazione del genere, tra i contatti ovviamente con i partecipanti, predisporre le iscrizioni, verificare i siti, i luoghi eccetera, cioè il team anche composto dagli organizzatori, immagino siano tante persone. Assolutamente sì, è sicuramente una figura centrale che da anni
mi supporta e mi sopporta anche Giovanna Bertocchi, la nostra segretaria, che veramente su tante cose ci sono degli automatismi, per fortuna, perché insomma si fa tesoro. Ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi ruoli, diciamo. Esatto, esatto. Però sì, sicuramente non è un lavoro che si riesce a finalizzare, a concludere nell'arco di poche settimane. Quindi sono molti gli interlocutori, ringrazio anche insomma, il supporto di i partner commerciali che mettono a disposizione il gadget per il pacco gara. Sono tante le aziende proprio locali mugesane che sono al nostro fianco, quindi sì, non è banale, ci vuole molto tempo, siamo un gruppo nutrito di soci, di volontari. A loro va il mio più sentito ringraziamento, perché chiaramente senza la loro disponibilità e buona volontà attività di questo tipo, manifestazioni di questo tipo non potrebbero vedere luce, ecco, quindi un grazie sentitissimo. Attività sportive che al di là della manifestazione in sé attirano molti giovani, giusto? Soprattutto questo ritengo sia doppiamente importante in qualche modo portare avanti la tradizione della vela d'altura, proprio per dare l'esempio ai ragazzi giovani. Il Circolo della Vela Muggia ha una nutrita schiera di ragazzi che si allenano, partecipano alle attività agonistiche e anche alle attività diciamo più amatoriali. Adesso inizierà anche il percorso dei corsi di scuola vela con i bambini dai 6 ai 14 anni, sono tante le attività. L'incentivo è quello di dare anche a loro la possibilità, no? di salire a bordo di una anche grande imbarcazione per sperimentare e rinforzare quello che è il ruolo di ciascun componente all'interno di una crew. Quindi, ogni imbarcazione ha il suo team, la sua squadra ovviamente. Esatto. Chi si occupa della cambusa, del prosciutto, del birra e fresche, assolutamente importante. Quello è un ruolo fondamentale. E quindi insomma anche attraverso queste manifestazioni e queste regate trasmettiamo ai giovani una prospettiva ecco, a lungo termine di rimanere nel contesto del mondo della vela, non necessariamente come agonisti futuri campioni, ecco, ma c'è un lato dell'apprezzare questo sport anche in modo più amatoriale che l'esempio ecco, trasmette loro, e penso che sia importante. Quindi anche nella manifestazione si avvicenderanno persone tra professionisti, regatanti, ma anche persone, come dire, che svolgono l'attività in maniera amatoriale, no? Assolutamente per così dire. Sì, abbiamo avuto insomma anche il nostro Vasco Vascotto alla tattica in numerosissime Muggia e Portorosa Muggia, quindi insomma ci sono grandi partecipazioni anche a queste manifestazioni? Ci sono grandi partecipazioni, sì. È sicuramente molto suggestiva la partenza della regata, che avviene proprio in linea d'aria al Circolo della Vela Muggia, quindi nel nostro golfo. E appunto non ti dico dei coordinamenti con la Capitaneria di Porto, dobbiamo sempre stare attenti anche perché parliamo a coordinarci bene. E di quante imbarcazioni parliamo più o meno? Ma allora, e le iscrizioni sono chiuse tra l'altro? Le iscrizioni sono aperte. Sono ancora aperte? No, ci mancherebbe, okay. Le iscrizioni sono aperte oggi, dalla prossima settimana, martedì, sarà possibile ritirare i gadget presso la segreteria. Quindi c'è assolutamente il tempo per organizzare le visite mediche, cambusa prosciutti, birre e quant'altro, perché insomma arriviamo proprio giusti, ecco, proprio per incentivare più armatori possibili a partecipare a questa. Quindi non abbiamo ancora un numero definitivo di fatto? No, di fatto non abbiamo. E a spanne quanto siamo? Qual è l'ipotesi? Ma generalmente in anni passati era particolarmente numerosa, arrivavamo fino a 200 imbarcazioni sulla linea di partenza. È una linea di partenza unica, ok? È una small version della barcolana. Della grandissima barcolana, quindi sì, noi siamo un po' più piccolini, no? Beh, però comunque. E quindi insomma l'obiettivo è certamente riuscire a superare almeno il centinaio di imbarcazioni iscritte. Ok, quello è il target da sorpassare, da superare.
Voi tra l'altro siete molto attivi sul territorio a prescindere da questa manifestazione, avete novità per quanto riguarda le vostre attività di quest'anno o le prossime future? Prima accennavi a qualcosa, mi pare. Parte la scuola vela dal 9 giugno, aspettiamo che i ragazzi finiscano la scuola e quindi partono le settimane, i corsi di scuola vela. Abbiamo un progetto che si chiama Camp in Mare, per ragazzi più grandi che possono sperimentare non soltanto la vela ma anche altri sport, quindi c'è una stretta collaborazione anche per la settimana internazionale dei tre golfi. Ringrazio la Società Nautica Pullino e Adria Nuoto, i diportisti, il gruppo pesca sportivo marinaresca, insomma sono tante le associazioni sul territorio dove riusciamo a trovare una bella sinergia proprio per trasmettere ai ragazzi il piacere dello stare vicino al mare. Ecco, questo è sicuramente un obiettivo che ci accomuna, e per dare loro anche la possibilità di sperimentare, di provare e magari scegliere, ecco, poi il loro percorso agonistico in una delle nostre società. Non solo vela, dicevamo, non solo vela, quindi esatto. abbiamo diverse imbarcazioni, come dicevamo all'inizio, che parteciperanno a queste regate. La settimana internazionale dei tre golfi ci sono le regate, come ti dicevo prima, ma abbiamo anche il gruppo pesca sportivo marinaresca, Adria Nuoto e la Società Nautica Pullino, quindi anche loro all'interno di questa settimana avranno degli appuntamenti in cui ci sono delle gare, delle manifestazioni competitive e che vanno a comporre, ecco, questa settimana in cui Muggia si riempie di sorrisi e di e ci sono anche turisti che si affacciano a vedere la manifestazione. Che feedback avete da questo punto di vista? Sempre di più, non ho tanto il polso della situazione rispetto a, diciamo, alla numerica, però non è insolito, ecco, si riesce a regalare un bellissimo spettacolo anche ai turisti che arrivano con il Delfino Verde da Trieste fino a Muggia, perché siamo veramente in prossimità dello stop del Delfino Verde e devo dire emozionante. Mi è capitato di fare diverse partenze per la Muggia Porto Rose Muggia, vedere queste persone con il loro telefonino, no, riprendere lo spettacolo, perché insomma penso che non sia così usuale per tutti, ecco, poterlo vedere, poterlo ammirare. Soddisfazione anche da presidente, perché ormai sei al secondo mandato. Sono al secondo mi mandato, ricordavi? sì, ok. sì. E ogni 3 anni viene rinnovato. Vado in scadenza. Okay. Ho la scadenza. Quindi si cerca la riconferma? Vediamo. Intanto l'obiettivo... Sto facendo il giornalista adesso. L'obiettivo è arrivare viva a fine giugno, poi vediamo cosa succederà. Intanto pensiamo alla manifestazione, giustamente a tutti gli impegni. Poi di qui la difficoltà con la Capitaneria di Porto, perché ovviamente tra la linea di partenza, il fatto che c'è il Delfino Verde, quindi adesso capisco quelle cose che mi spiegavi poco fa. Spesso abbiamo ospiti qua a Trieste in diretta come te che ci parlano di vela o comunque sempre di sport sul mare, d'acqua, e molti dicono che si può iniziare a tante età a praticare questa attività, compatibilmente con, insomma, chiaro che avere 80 anni è diverso che averne 30, 20 o 10, però insomma è uno sport sano, che unisce, che include, giusto? Assolutamente sì, ci si può avvicinare al mondo della vela veramente a qualsiasi età e trarne veramente dei grandissimi insegnamenti. È chiaro che quando si è bambini si è molto aperti, no, ad assorbire tutto quello che il contesto sportivo, agonistico ha da dare, no? C'è anche dietro tanta disciplina che si cerca di insegnare ai ragazzi. Generalmente questo li aiuta anche ad andare molto bene a scuola. E questo è un buon segnale. Gli genitori che ascoltano. Sì, assolutamente. Però nulla vieta, e anche, devo dire, campioni come Caterina Banti, insomma, insegna che i sogni non sono impossibili. Certo. Lei è, insomma, titolata olimpionica, che ha iniziato ad andare in barca a vela tardi, se vogliamo, ecco, rispetto a quello che
è consueto immaginare. Quindi, se c'è la perseveranza, l'obiettivo di raggiungere... perseveranza, obiettivo, devo dire un buon supporto anche psicologico, perché sempre di più le recenti normative sul cosiddetto safeguarding, insomma, insegnano che bisogna guardare lo sport a 360 gradi, no? Anche nelle sue dinamiche psicologiche. C'è fatica fisica, tanta fatica fisica negli sport, ma c'è anche tanta padronanza e salute mentale con l'approccio al voler diventare campioni e quindi non è scontato questo aspetto. Mi fa piacere perché al circolo abbiamo adesso attivato un supporto anche in questo senso, abbiamo una psicologa, la dottoressa Annalisa Scherbi, che affianca allenatori, genitori e atleti e anche noi dirigenti in un percorso che possa essere veramente costruttivo di una personalità sana dei ragazzi. Cioè un allievo viene seguito a 360 gradi? Assolutamente sì, sì. Quindi questo anche... è un supporto che abbiamo voluto, prendendo spunto insomma, dalla normativa di safeguarding, attivare delle attività di confronto su alcuni argomenti, proprio per cercare di coprire tutti gli aspetti della dinamica di gestione dell'attività sportiva. Quindi è un progetto di cui sono molto, molto fiera. Quanti sono i soci più o meno? Quanti siete? Ci sono state nuove iscrizioni? 320 in totale, il circolo della Vela Muggia conta all'incirca 320 soci. Abbastanza, sì, mi non pare. siamo pochi. Sì. Quindi soddisfatti di come sta? Speriamo di crescere sempre di più. Certo. Siamo andati avanti con anche alcune opere di riqualificazione della nostra sede, perché insomma il tempo, soprattutto la vicinanza al mare, ha logorato la nostra costa. E quindi insomma chi ha anche piacere di partecipare alla vita del circolo, non necessariamente nella veste di velista, ecco, c'è una bella struttura, abbiamo un ristorante sociale, facciamo anche attività fitness, quindi insomma ci occupiamo veramente a 360 gradi di molti aspetti dell'essere sociali. Ecco, le associazioni sportive dilettantistiche hanno questo scopo, questa missione. Credo che anche questo sia il motore propulsivo dell'energia che trovo io in primis, insomma, a prendermi carico di questa responsabilità, ma anche da parte di tutti i volontari che mettono a disposizione il loro tempo per far funzionare le cose. Hai un team nella dirigenza, ovviamente, sì, che assolutamente. ti dà una mano. Un team come dirigenti, ma anche insomma, dei collaboratori esterni alla dirigenza, che sono un trito numero di persone che, in base alle loro disponibilità, è devo dire, una bellissima squadra. Siamo reduci da maggio, abbiamo fatto l'Olympic Size Soft Tennis Regatta, e la domenica abbiamo avuto delle condizioni veramente difficili in mare e sono veramente fiera di come abbiamo reagito, perché... Raccontaci un po', dai. No, generalmente c'è uno staff di segreteria, c'è uno staff a terra, perché quando i ragazzi escono con il loro Optimist c'è il carrellino, banalmente, che va riposizionato. Okay. E essendo la nostra sede, la sede logistica della regata, per cui abbiamo atleti che arrivano da 12-13 circoli velici diversi, ogni carrellino ha il suo colore, in modo tale che poi possiamo riconsegnarlo al legittimo proprietario quando rientrano in sede. E i posaboe, lo staff degli allenatori, il comitato di regata, che chiaramente gode della disponibilità di soci che mettono a disposizione la loro imbarcazione, e quindi siamo tanti. E capirai che se uno o due stanno male, è un casino. Abbiamo dovuto trovare tempestivamente dei sostituti. Una sono stata io e è andato tutto bene, per fortuna, ecco, perché se no era complicato. Beh, allora, 3 domande, ho tempo, io sì a voglia. Allora, la prima, che tipo di regatante sei tu? Io? Sì. Allora, io dico sempre con estrema sincerità che non mi definisco una regatante, ma sono una crocerista.
perché io ho avuto la fortuna di avere un papà e lo zio che sono armatori, hanno la loro imbarcazione, quindi io sono cresciuta fin da ragazzina con le famose crociere in Croazia. Beh, bello. No, una meraviglia. Com'è il mondo della crocieristica visto dagli addetti ai lavori, cioè da dentro, scoprirlo così, tutto il suo funzionamento? Cioè, io ho partecipato a una crociera perché appunto volevo provare questa esperienza, no? Ma immagino il grandissimo lavoro, tutto lo staff, l'impegno che c'è dietro per non solo mandare avanti banalmente la nave, ma proprio offrire tutto quello che c'è. Considera di fare una crociera su un'imbarcazione che ha 7 metri. Quelle sono dinamiche interessanti, perché su una nave da crociera puoi forse scappare da qualche parte perché è grande. No, ma l'esperienza della crociera su barca a vela ha questa secondo me, questa caratteristica, no? Sviluppa in te una capacità di mediazione e di pazienza, proprio perché gli spazi sono ristretti e chiaramente si può scendere a terra, non è che si è sotto ostaggio. E poi le dinamiche, diciamo, anche di gestione delle traversate, delle trasferte. È stato emozionante vedere la mia prima tromba marina in mare, o situazioni critiche di meteo in cui rapidamente insomma, bisogna prendere una decisione per salvare la barca e non farsi male. E sono delle esperienze molto, molto intense. Mi manca, mi dispiace non avere tanto tempo ma torneremo. Col mare non si scherza, si rispetta e bisogna saper navigare e sapere anche quando lasciare, quando affrontare le onde del mare. Sempre più oggigiorno che insomma si nota un cambiamento climatico. Questa era la mia ultima domanda, ma volevo fare prima un'altra che riguarda invece la regata dei Tre Golfi. Il tuo ruolo per la regata, cioè in quanto presidente devi svolgere una funzione di sovrintendenza della situazione oppure in qualche modo parteciperai anche tu? Qual è il tuo ruolo? No, per fortuna riesco a concedermi la partecipazione, è una cosa che ci tengo molto. Cioè non solo parte logistica, ma puoi partecipare assolutamente sì, con insomma, gli armatori che mi hanno ospitata nelle ultime regate vedono la mia tensione, perché chiaramente ho sempre un occhio e il telefono pronto a gestire eventuali situazioni. Sul presidente c'è tutta la responsabilità, ecco, quindi è importante, diciamo, a monte aver previsto un numero sufficiente di imbarcazioni di assistenza, aver messo le persone qualificate nei posti giusti a fare le cose giuste, quindi diciamo è un'attività di valutazione a monte, no? di tutto quello che può succedere. E se le condizioni meteo diciamo, non lo consentono, la decisione del go o non go spetta al Presidente, quindi insomma c'è anche un ruolo di coordinamento con il comitato di regata, però insomma sicuramente finché non è partita la regata e non ho sentito botti critici, sono sempre con il fiato. Sì, giustamente, si vuole che le cose vadano al meglio. Nella sicurezza di tutti soprattutto. Chiaramente, è la cosa più importante. E di qui l'ultima domanda, lasciando perdere le situazioni emergenziali che ci possono essere in mare, come trombe marine, eccetera. Quando è che inizia a essere problematica la navigazione? Cioè, basta il mare grosso, qualche onda troppo alta, oppure in certe condizioni si può comunque continuare a navigare per manifestazioni sportive, in questo senso intendo, come questa, come quella della regata dei Tre Golfi? C'è diciamo troppo vento? Ci sono diversi elementi, si valuta il meteo, si valuta anche quanti partecipanti sono effettivamente in mare, il percorso, talvolta ci sono anche delle scelte di riduzione del percorso, no? In progressione, no? Si prendono delle scelte proprio per cercare di permettere a tutti di terminare la manifestazione, la regata a massima sicurezza. Sono tanti parametri da valutare, ci si coordina se non sono, io nel caso mio, presente in mare, ma c'è un diretto collegamento con le persone che fisicamente vedono la situazione per quello che è in Sì, ci sono comunque le unità di soccorso sempre pronte a intervenire in qualsiasi situazione, ovviamente, a seconda di quello che
che può succedere. Però non sarà il caso di quest'anno. No, no, non deve. Perché non deve. sarà bellissimo, ci sarà un sole meraviglioso, un vento perfetto. Dicono che giugno sarà il mese più caldo di quest'estate, hanno detto. Siamo pronti, basta che ci sia vento, un pochino di vento. No, quello deve esserci, perché sennò è tutto più difficile. Vuoi ricordare dunque l'appuntamento, quello che abbiamo detto all'inizio della puntata? Allora, le iscrizioni sono aperte, Bene. Ok, online. Mi raccomando a tutti gli armatori di leggere il bando e le istruzioni di regata, ok? E dove si trovano queste informazioni? Sul sito del circolo. Okay. E a partire dalla prossima settimana, martedì, la segreteria sarà aperta per la consegna dei gadget. Sono molti i gadget, quindi io spero che questo sia un incentivo a tutti gli armatori a decidere di partecipare. 7 giugno Muggia per 2, 8 giugno Coppa Primavera, 14 e 15 giugno Muggia Portorosa e Muggia nella sua doppia veste traditional e hybrid. Vi aspettate persone dalla Slovenia, abbiamo detto, ovviamente locali, e poi c'è qualche altro profilo che ogni tanto diverso che si presenta di anno in anno? Ma sono prevalentemente barche comunque che ormeggiano nel nostro golfo, anche se battono magari bandiera austriaca piuttosto che polacca. Sicuramente gli amici sloveni insomma, partecipano con un numero più nutrito di imbarcazioni, però insomma è molto variegato, ecco, il pubblico che si iscrive. Sì. Va bene, grazie a Martina Jelovcic, Presidente Circolo della Vela di Muggia, buon lavoro, in bocca al lupo per questa bellissima manifestazione che ci sarà fra poco. Viva il lupo, grazie. Grazie a voi per averci seguito, state lì perché dopo la pubblicità torniamo con la seconda parte di Trieste in diretta. Di nuovo ben ritrovati a Trieste in diretta, avevo annunciato gli ospiti a inizio trasmissione, ma ovviamente li ripeto, ben trovato a Sergio Vianello e a Don Alessandro Cucuzza. Ciao a tutti, buonasera. Iniziative a favore dei bambini in Ucraina che proseguono, così come tante iniziative in generale attorno a questo importantissimo e triste anche tema, se vogliamo, perché purtroppo continuiamo a parlare di guerra. Progetto Ponti Amici. Voi siete molto attivi, continuate a esserlo, già diverse le missioni intraprese in quel paese a favore dei bimbi, ma non solo. Allora, da dove partiamo? Iniziamo da lei magari, Sergio? Sì, volentieri. Allora, noi siamo andati più volte in Ucraina a portare degli aiuti, siamo entrati in contatto con delle associazioni e nel dicembre del 23 abbiamo proposto di organizzare con un'associazione ucraina un breve periodo di vacanza per i ragazzi qui a Trieste. L'iniziativa è partita, l'altro anno sono venuti 13 ragazzi accompagnati da 4 adulti, da 4 donne adulti, e sono rimaste qua una decina di giorni. È stata un'esperienza particolarmente forte per loro e per i volontari che si sono impegnati in questa iniziativa, e abbiamo pensato di rinnovare l'invito. L'invito è stato accolto e quindi ci stiamo preparando per accogliere altri ragazzini anche quest'anno. Mentre l'altro anno erano ragazzini, vivono tutti nella regione di Kharkiv, quindi la regione più colpita forse dalla guerra, vivono nei villaggi, lontani dalle città, nei villaggi. L'altro anno hanno raccolto questi ragazzini, quest'anno invece hanno voluto dare un'impronta ancora più forte, invitando ragazzini che hanno perso il padre o la madre in guerra, o ragazzini che non sanno dov'è il padre o la madre. Quindi un segno molto forte per questi ragazzi che verranno qui. Stiamo organizzando il viaggio, stiamo organizzando il soggiorno, stiamo raccogliendo fondi perché siamo tutti volontari, non apparteniamo a nessuna associazione in particolare, ma siamo solamente amici volontari che con il supporto poi di associazioni, enti, parrocchie cerchiamo di organizzare questo progetto, un progetto di accoglienza in cui cerchiamo anche di collegare, di rapportare i ragazzi
che provengono dall'Ucraina, con anche ragazzi della città, quindi anche l'invito agli scout come l'anno scorso, all'azione cattolica, in modo da vivere anche un'esperienza che ovviamente è difficile a causa della lingua, ma sappiamo che quando c'è la buona volontà, quando c'è l'interesse, quando c'è il desiderio di fare, ci si capisce anche parlando lingue molto diverse. Trieste protagonista, Don Alessandro, possiamo dire, in queste iniziative, e Sergio diceva prima, importante anche l'integrazione quando loro vengono qua, metterli a loro agio, riuscire a creare una comunità attorno a chi purtroppo sta soffrendo. Non poteva che essere così, perché io mi ricordo proprio all'esplosione della guerra, i primi 2 pullman che sono arrivati, non so se Sergio ricordi, sono arrivati a Trieste i ragazzi sì. ospedalizzati al Burlo, sostenuti subito da una rete di associazioni. E da cosa nasce cosa? È esploso un desiderio di non rimanere inerti di fronte a questa tragedia terribile, perciò abbiamo iniziato a raccogliere materiale, abbiamo iniziato a spedirlo in Ucraina con canali prima abbastanza insicuri, e poi proprio grazie a Gabriele Lagronigro, che è diventato un amico alla fine, abbiamo trovato dei punti sicuri con cui connetterci in Ucraina, e questo ha generato anche l'incontro con Ponti Amici, ha generato questa iniziativa, ma ne ha generate tante altre, scoprendo che sul territorio la presenza delle donne ucraine fa la differenza. Penso sia in Ucraina ma anche qui. Per esempio l'associazione Donne Ucraine abbiamo collaborato tantissimo, l'associazione Friuli Ucraina, che già dal 2012 collabora proprio con chi è rimasto in Ucraina e ha bisogno di aiuto, sono spesso cappeggiate da donne fortissime, molto coraggiose, molto determinate, e che alle spalle hanno delle storie difficili. Con i ragazzini è stata una cosa straordinaria. Io ho fatto da retroguardia, nel senso che la parrocchia offre la Casa del Giovane, che è un luogo dove vengono accolti, con una bellissima piscina, quindi c'è anche il benefit della piscina, il campo di calcio, e ho visto un po' da fuori lo svolgimento della vicenda. Anche in questo caso il rapporto con le signore che hanno accompagnato i ragazzi ha fatto la differenza. Persone che hanno sofferto ma che non lo hanno dimostrato immediatamente, è stato quasi, come si chiama, uno svelarsi progressivo, molto discreto, non drammatico, ma persone che hanno il coraggio di tenere in mano la situazione, sia familiare, dei ragazzi, delle associazioni, in un paese dove, è brutto dirlo, ma gli uomini muoiono al fronte o sono al fronte. Sì, è veramente un dramma. Che feedback ricevete da queste persone che arrivano qua, immagino spaesate, impaurite, con 1000 dubbi, con 1000 paure e con la sofferenza che portano con loro? Com'è accogliere queste persone, Don Alessandro? La sofferenza è fortissima. Io penso a una mamma... Cioè, anche quello che genera in voi, no? In me genera una rabbia pazzesca e un desiderio di fare qualcosa. E poi di accogliere. Conosci anche tu Tatiana, no? La signora che ci ha regalato la camicia ucraina e che non possiamo non mettere nelle occasioni opportune. Una donna fortissima, un'amica, perché poi si creano legami di amicizia, che ha il figlio che si chiama Alessandro, e quindi questo ha creato un ulteriore legame che però ha perso nei boschi durante la guerra, che poi ha atteso che fosse recuperato. Sono drammi veri, cioè non sono film, non sono episodi di un serial, sono persone autentiche che stanno soffrendo a causa di una guerra che il popolo non vuole, né quello ucraino né quello russo. Sergio, nel dettaglio, quali sono tutte le iniziative che voi state svolgendo, al di là dell'aiuto per i giovani, i giovanissimi e i bambini? Allora, ci sono diverse iniziative, organizziamo dei viaggi per portare degli aiuti, abbiamo un po' girato tutte le varie città che sono state colpite da Kiev a Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv. Quello che abbiamo modificato nel tempo è stato che prima portavamo aiuti generici e dopo abbiamo iniziato a raccogliere quello che ci veniva chiesto, quindi a seconda dei periodi, estate, inverno, ma a seconda anche delle fasi della guerra ci hanno chiesto sempre delle cose diverse, e noi qui a Trieste cerchiamo di raccogliere questi materiali garantendo poi che
noi stessi li portiamo fuori, cioè ci siamo sempre offerti perché tutto quello che ci viene dato, che ci viene consegnato, venga veramente consegnato a chi ne ha veramente bisogno, con le associazioni con cui siamo in contatto. L'ultimo viaggio sono stati 2 volontari che sono andati fuori, tra cui Gabriele Lagonigro, e hanno portato questo in un ospedale, quindi anche la parte certo non hanno potuto vedere tutto, ma hanno sentito l'impressione, l'hanno vissuto l'esperienza di un ospedale e la necessità di avere tantissimi aiuti, tantissime necessità. Questa è una parte. Raccogliamo anche qua per le famiglie che sono qui a Trieste, che sono tante famiglie ucraine, magari con figli piccoli, quindi magari qualche volta biciclette, qualche volta giocattoli, qualche volta vestiti, insomma quello che ci chiedono cerchiamo nei nostri limiti di raccogliere e di consegnare. E poi mantenere i contatti, cioè mantenere i rapporti con queste persone, con queste associazioni, in modo che in un certo modo sentano che ci siamo, nel nostro piccolo ma ci siamo. Abbiamo esteso, tra l'altro abbiamo avuto la fortuna di conoscere un'associazione di Vicenza, Missioland, che ci aiuta tantissimo procurando materiali, procurando cibo. Ogni volta che abbiamo chiesto il loro aiuto sono sempre stati disponibili, quindi un ulteriore viaggio da Vicenza a Trieste e poi da Trieste in Ucraina, che sono viaggi sempre molto lunghi e impegnativi. Impegnativi, e ci vuole anche coraggio, no? Perché andare in zone di guerra o comunque vicino dove si combatte, insomma, sono tempi in cui non eravamo più abituati, no, a vivere queste situazioni così da vicino. Fortunatamente non eravamo più abituati, è vero, e ci vuole un po' di coraggio. Sì, tanti amici mi chiedono, no, ma quando vai è pericoloso? Allora, bisogna distinguere la pericolosità del viaggio e il viaggio stesso, nel senso che sono 2000 chilometri, andata e 2000 ritorno, sono tanti, le strade non sono le autostrade a cui siamo abituati, sono viaggi lunghi. Quando si arriva nelle periferie delle città ci sono molti controlli, si viene fermati anche 2, 3, 4 volte prima di arrivare in città. Ultimamente... Quindi, scusi se la interrompo, prego. Quindi voi avete bisogno di certificazioni che attestino la vostra attività, tutto quanto? Sì, no? adesso funziona che le associazioni chiedono a noi di portare determinati materiali, fanno un elenco, e con questo documento firmato dal governo ucraino viene spedito a noi e noi passiamo i confini con questo documento qua. Si viene sempre controllati, sia il confine con l'Ungheria sia il confine con l'Ucraina. Molte volte dobbiamo tirare giù anche mezzo carico dei pulmini o dei furgoni con cui andiamo, e poi si entra nelle città. Anche lì nelle città ci chiedono i permessi. A Kherson non volevano farci entrare perché Kherson era una zona particolarmente pericolosa, e tramite l'associazione che ci aveva chiamato abbiamo avuto l'autorizzazione ad entrare. È vero che negli ultimi tempi, 2 anni fa, 1 anno fa, si sentivano qualche volta dei colpi di artiglieria, dei bombardamenti. In questi ultimi mesi la situazione è peggiorata di molto, perché il fischio, le sirene d'allarme, i bombardamenti ci sono e si sentono anche durante la giornata. Sono viaggi incredibilmente impegnativi. Don Alessandro, prima lei mi aveva raccontato un aneddoto prima di iniziare, forse un presente che Zelensky aveva consegnato proprio a Papa Leone XIV. Di cosa si tratta? Ma guarda, è stata una coincidenza straordinaria, perché l'8 maggio, giorno dell'elezione del pontefice, abbiamo inaugurato nell'atrio della Curia la mostra delle icone dipinte sulle casse di munizioni dell'esercito ucraino, che è un segno di vita, perché l'icona rappresenta la risurrezione, rappresenta i santi, rappresenta la vita, però realizzate su uno strumento di morte terribile. Queste immagini cominciano spontaneamente nelle trincee dipinte dai soldati, poi 2 pittori se ne fanno carico e il ricavato va per un ospedale che è proprio nell'immediato, è proprio dietro le trincee. Hanno calcolato che 95.000 feriti sono stati curati grazie a questo ospedale da campo.
proprio nell'occasione dell'esposizione delle icone e della mostra c'è stata l'elezione del Papa, quindi è stata una coincidenza molto forte, era la Piazza della Pace, la prima parola che ha detto il Papa è stata pace a voi, perciò ci siamo sentiti pienamente in sintonia con quello che capitava a Roma, ma anche con questa esigenza di pace che sta esplodendo per fortuna anche dal basso. Pochi giorni dopo Papa Leone XIV riceve da Zelensky una bellissima immagine della Madonna della Tenerezza dipinta sulle armi, sulle casse di munizioni, ci è sembrata una coincidenza straordinaria, quindi anche questa è un'iniziativa, no? Io conosco queste immagini da un sacco di tempo, erano a Udine presso l'associazione Friuli Ucraina, di cui Victoria è la persona che dirige un po' tutte le iniziative. Non riuscivamo a trovare un luogo per le esposizioni, l'abbiamo trovato in Curi, a Trieste, in centro città, molte persone sono passate a vedere, è un modo per dire guardate c'è chi fa qualcosa concretamente contro la guerra in tutti i modi immaginabili possibili. Poi c'è un'altra iniziativa a cui, se permetti, volevo fare certo. Parole contro Vento, è un'associazione con cui collaboro, fa per lo più teatro e sta raccogliendo le voci di donne ucraine colpite dalla guerra per creare una pièce teatrale che raccolga tutte le voci senza identificarne una, in modo che tutti possano accomunarsi in questa storia e possano rileggere le loro ferite e i loro drammi attraverso la narrazione, che è neutra, perché prende un po' da tutte le storie. E quindi invito Tele4 a sintonizzarsi su questa iniziativa, magari quando uscirà la pièce teatrale sarebbe una cosa molto bella farla conoscere. Assolutamente, iniziative come queste danno voce, danno speranza a tutte queste persone. E poi prima sottolineavate il ruolo di tutti, no? Creare un sistema, sinergia tra enti, associazioni, volontari, cittadini di ogni tipo. Com'è questa macchina che si muove a Trieste? È diventata una grande macchina ormai. Sergio, penso che proprio sì. Sì. Noi abbiamo iniziato, eravamo all'inizio c'erano Gabriele, c'era Stefano Ravalico che facevano questi viaggi. Ci siamo aggiunti pian pianino, altri 4-5 volontari fanno i viaggi per andare in Ucraina. Quando è nato il progetto Ponti Amici temevamo di non riuscire a raccogliere altre persone, altri volontari, invece la risposta è stata enorme. Eravamo una ventina di adulti, ma che magari in quei giorni sono stati con i ragazzi e con le donne ucraine, ma tutto attorno alle spalle, avevamo alle spalle centinaia di persone che ci hanno aiutato, e non parlo solo di aiuti finanziari, che certo sono importanti, anzi per noi sono essenziali, ma quando abbiamo chiesto un aiuto per il trasporto, Trieste Trasporti ci ha aiutato, dei volontari hanno messo a disposizione le loro macchine, delle donne, madri di famiglia, finivano di lavorare, alle 5, alle 5:30 erano pronte per raccogliere e per portare questi ragazzi. Pensionati che hanno dato il loro tempo per cucinare, per andare a fare la spesa. C'è stato tutto un insieme di persone, anche semplicemente portare i letti alla casa del giovane, portare i materassi e raccogliere altro materiale che poteva essere utile, che poi è rimasto alla casa del giovane perché accoglie tutti, accoglie scout, accoglie gruppi giovanili, quindi è stato un servizio ancora più ampio di quello con cui abbiamo iniziato. Insomma, tante persone, piccole cose, abbiamo fatto le cene, abbiamo chiesto portateci qualcosa, avevamo sempre la cena che potevano mangiare il doppio delle persone, abbiamo fatto delle iniziative per vendere dei dolci e tantissime persone ci hanno portato il loro dolce con la ricetta sugli ingredienti. Insomma, qualcuno ha costruito un vaso per raccogliere le offerte, un salvadanaio, scusatemi, per raccogliere le offerte, chi ha regalato le magliette, chi i cappellini, insomma c'è stato le associazioni che ci hanno aiutato, li abbiamo portati in Carso, in Grotta Gigante, sì, c'è stata una risposta estremamente positiva, e poi anche altre persone che nel silenzio così ci hanno aiutato
volantini, dépliant, grafica, supporto economico, ripeto, per noi è importante. Tante persone senza voler dire nulla ci hanno fatto delle offerte, ci hanno fatto dei bonifici, ci hanno aiutato e siamo riusciti l'altro anno a rimanere dentro le spese, anzi poi abbiamo anche aiutato l'associazione. Sì, abbiamo acquistato un'auto perché la loro era stata colpita, non era più utilizzabile, ci hanno chiesto aiuto e siamo riusciti, magari con qualche difficoltà, però alla fine l'auto ce l'hanno, per cui siamo soddisfatti anche se il lavoro è stato estremamente impegnativo. Quindi sì, tantissime persone ci aiutano, stanno insieme, hanno questo spirito di aiutare, di voler fare qualcosa di pratico, perché a volte le parole sì aiutiamo, aiutiamo rimangono lì, queste persone si mettono in gioco, ci stanno e ci aiutano continuamente. Abbiamo una chat dove ormai siamo quasi 20-25 persone che quando hanno novità, quando hanno degli aggiornamenti ci sentiamo, ci aggiorniamo. Quest'anno apriremo anche dei profili social, proviamo a vedere se riusciamo poi a starci dietro, quindi sì, veramente tante persone che chi in un modo, chi nell'altro, chi in maniera pratica, chi in maniera anche spirituale ci aiuta e ci danno veramente tanto sostegno. Importante anche il ruolo delle parrocchie, qua sotto anche noi vediamo spesso ci sono anche auto e van con la targa ucraina di gente che evidentemente è riuscita a scappare, quindi... Le icone sono qui adesso, sono proprio nella chiesa della comunità greco-cattolica, sì. Quindi il ruolo delle parrocchie è stato attivo fin dall'inizio. C'è San Vincenzo de Pauli che si è impegnata in prima linea, poi Valmaura presta gli spazi, ma le persone sono molto sensibili, si è creata una forte sensibilità su questo tema. La generosità economica a me ha stupito, sai Sergio, perché ha coperto tutti i costi, ne ha avanzato, sembra una parabola del Vangelo, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e le persone hanno capito che questi ragazzi avevano bisogno di tutto, dal pagamento del viaggio a tutto il resto, no? E non è una cosa da poco potergli offrire delle esperienze anche di valore, di qualità. Esatto, prima parlavate anche avete fatto visitare vari posti a questi giovani, a queste persone che arrivavano, si parlava di Grotta Gigante o... Miramare. Sì. Come vedono Trieste queste persone? Cosa vi dicono? Che feedback avete registrato? Allora, noi l'altro anno era la prima esperienza, per cui era tutto nuovo anche per noi, avevamo organizzato giornata dopo giornata tutte le varie iniziative. Quello che ci è tornato è stato questo: ai ragazzi la cosa più bella in assoluto era andare al mare. Andare al mare col delfino verde, con la corriera, con le macchine. La cosa più bella è andare al mare. Andare al mare era veramente una cosa emozionante per loro. Perché Kharkiv sarà 6.000 km dal mare, se non erro. Sì, e tutti, o quasi tutti, sapevano nuotare, perché poi noi avevamo anche sanno, non sanno, è brutto chiedere magari Parliamo di persone di ragazzi di tutte le età più o meno. Sì, l'altro anno avevano tra i 9 e i 14 anni. Ok, quindi da bambini ad adolescenti, diciamo. Sì. Sapevano tutti nuotare, è stato bellissimo. Poi siamo andati a Marina Giulia e lì sono esplosi, è la cosa più bella. Però hanno detto, alla fine ci hanno fatto un regalo di pensiero, hanno detto sì, la cosa più bella è Marina Giulia, ma la vostra amicizia ci ha colpito. Quindi bello il mare, bello, siamo divertiti, però alla fine anche hanno colto questa nostra disponibilità, quindi è stato molto commovente in quei momenti, perché lo sentivamo proprio vero da parte loro e da parte delle donne che le hanno accompagnati. E poi la seconda cosa più bella, non è pubblicità, però per loro la cosa più bella è stato andare al McDonald's a mangiare. Sono impazziti quando hanno visto il simbolo? Ma tutti quanti volevano attraversare la strada senza aspettare il verde, perché per loro era qualcosa evidentemente di magico che avevano e non hanno più, l'hanno vissuto così. Ma i topolini, sono andati i topolini? No, i topolini bisogna coprire quest'anno ci penseremo. Quest'anno si va a Barcola e ai topolini. Dicevate la difficoltà della lingua? Vero? La difficoltà della lingua, però abbiamo affiancato alcuni ragazzi ucraini, penso a Leonid, no? Leonid, sì. Sì, quindi è possibile superare questa difficoltà, ecco,
con la buona volontà, ma anche ci sono dei mediatori comunque a Trieste che garantiscono appunto... Ci sono penso dei mediatori istituzionali, ma ci sono tante persone che sono a Trieste da tempo e quindi conoscono la lingua. La comunità ucraina proprio di Trieste. L'associazione delle donne ucraine sono sempre rese disponibilissime, appena potevano venivano, e quindi potevamo avere delle traduttrici fenomenali. Ci sono 2 o 3 ragazzi che vivono qua a Trieste da alcuni anni, per cui parlano l'italiano bene, e ovviamente anche l'ucraino, ci hanno aiutati. Che sono i ragazzi che sono venuti con i primi pullman per la questione proprio dell'affiancamento al Burlo, Garofano. Okay. Quindi pensa a te, cioè, questi sono venuti per essere aiutati e adesso aiutano. Sì, anzi ci chiedevano... Cioè coloro che dal 2022 arrivarono qui per primi, che adesso fanno parte dei progetti di aiuto. Collaborano. Sì. Vabbè, questo è importante. Sì. E poi un po' con i mezzi tecnologici si riesce un po' a comunicare, a parlare, a dialogare, ed è stato proprio in quei momenti in cui le donne che hanno accompagnato questi ragazzi ci hanno raccontato un po' anche il loro vissuto della guerra, no? Quindi un vissuto senza il marito lontano, senza casa perché era stata colpita dai bombardamenti, quindi doversi reinventare un posto dove vivere con i figli. Sono state molto, quando ci raccontavano sentivi tutta la loro tenerezza, tutta la loro sofferenza, ma allo stesso tempo la forza con cui vogliono andare avanti, vogliono continuare, vogliono vivere, vogliono far finire questa maledetta guerra. Me lo ricordo nel 2022 quando i pullman arrivavano a Fernetti, io salivo sopra i pullman e guardavo i visi di questi bambini, di queste donne impauriti, e intervistavo qualcuno magari in inglese, chi non poteva parlare in inglese magari con l'aiuto di qualcuno ci si faceva capire, no? E lì vedevi tante situazioni, vedevi la disperazione, la tristezza, a volte vedevi anche la gioia di essere scappati, erano veramente sensazioni miste, e a volte sentivi dei lunghissimi silenzi di chi si è visto il mondo crollare addosso, no? Però loro vogliono ritornare in Ucraina, sì. Non è una situazione definitiva, sì, è vero. C'è un desiderio molto grande di ritornare, e spesso le situazioni sono ancora più drammatiche perché metà famiglia è qui, metà famiglia è rimasta fuori. Penso a chi abbiamo accolto noi, 3 bambini di cui uno è venuto qui per curarsi, 2 sono rimasti dai nonni nella periferia di Kiev. Sono storie proprio che implorano la fine di questa inutile guerra. Ci sono storie che poi loro stessi vi raccontano, giusto? Cioè queste persone sono portate a confidarsi su quello che è successo? Con molta discrezione. Con molta discrezione, non nei primissimi giorni che erano qui a Trieste, ma dopo. Certamente si crea un tipo di rapporto, insomma siamo lì tutto il giorno insieme a loro, si parla, ci si aiuta così, e nei momenti in cui magari i ragazzi sono più distratti o riposano un attimo, gli adulti raccontano, ma anche i ragazzini raccontano qualcosa. Posso dire, a me ha colpito molto, loro sono arrivati qui dopo un viaggio lunghissimo, l'altro anno hanno fatto un viaggio prima in treno di 1000 chilometri, poi hanno dovuto prendere la corriera poi li ha lasciati al confine, hanno dovuto passare il confine a piedi con tutte le valigie nel periodo estivo, poi hanno preso un pulmino, poi hanno preso un treno, poi finalmente l'aereo, e sono arrivati qui alla notte stremati a Ronchi, quindi poi da Ronchi a Trieste. Il giorno dopo alle 9 erano in piedi, tutti lavati, sistemati, e una delle donne che li ha accompagnati ha detto: questa mattina abbiamo sentito cantare gli uccellini. Ora, sembra una frase così, però dopo ce l'ha spiegata e loro erano abituati a svegliarsi sotto le bombe, con le sirene o sotto le bombe. Quindi quando hanno detto è stato un momento veramente in cui dici vabbè, dai, qualcosa siamo riusciti a fare, almeno qualche giorno, certo, non possiamo tenerli qui sempre. Ed è stata anche l'esplosione della gingerino-mania. Sì, la gingerino-mania, non conoscevano il gingerino. No, raccontatemi questa cosa. Vai, don Alessandro. E quando sono arrivati la sera, che li abbiamo attesi, io non avevo molte cose a disposizione, ma avevo chissà perché tanti gingerini. Li ho portati tutti ed è stata un'esplosione di gioia, forse non conoscevano il gingerino, quindi era facile nei giorni successivi portare come regalo una casa di gingerini. Quindi. Ed erano contenti, sì. Giustamente.
la differenza sta nel sorriso, nelle piccole cose, non è che avevano bisogno di grandi regali o cose di questo tipo, anche se i regali ci sono stati, perché c'è una cartoleria che si è mobilitata, c'è chi ha voluto lasciare le cose per la scuola nei mesi successivi. Dei giochi, dei vestiti, alle donne adulte abbiamo regalato dei caricabatterie, perché quello ci chiedevano, no? Quando suona l'allarme si rifugiano nella metropolitana o nei rifugi, magari non c'è più la corrente, il problema sono le comunicazioni, no? Quindi cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto dei caricabatterie a energia solare, perché così potevano caricare durante la giornata e di notte potevano essere tranquilli per ricaricare i telefoni, e questo siamo riusciti, grazie veramente alle numerose offerte, a fornire 4 kit ad energia solare per la ricarica dei cellulari. Erano non contenti di più, no? In quei momenti è stato come se vivessero una gioia infinita, perché potevano rimanere in comunicazione, in contatto con il resto del mondo. Io ho visto i rifugi dove vanno a rifugiarsi e Tosto. certo, la metropolitana è un bel luogo, per amore al cielo. Quando vanno nei rifugi, nelle case, sotto le case, ha fatto impressione a me, che ero in un periodo 2 anni fa, un anno fa in estate ero un po' più tranquillo, e comunque andare giù una ventina di metri sottoterra, ambienti bui, scuri, umidi, e stare lì 6 mesi, 3-6 ore di seguito è difficile. L'hanno vissuto veramente un periodo veramente particolarmente difficile. Da non dimenticare che prima hanno vissuto comunque il Covid, certo. no? Come noi, ma anche loro, quindi ci sono ragazzini che la scuola non l'hanno mai vista. Non sanno cos'è. O quasi mai vista. Pazzesco. Certo, online. Oggi hanno le scuole tutte sottoterra, quindi insomma. Dobbiamo chiudere, io vi faccio però, Don Alessandro e Sergio, tanti complimenti per quello che fate, un augurio di continuare con le vostre opere e il vostro impegno che è fondamentale. Con l'impegno di un servizio in diretta, quando arrivano i ragazzi. Quando arriveranno i ragazzi li conosceremo. Grazie. Possiamo lasciare solo l'email, così se Prego, qualcuno assolutamente. vuole scriverci, vuole mettersi in contatto, vuole in qualche maniera dare anche un aiuto concreto, pontiamici@gmail.com. Molto semplice, questo è il nome del progetto, scelto 2 anni fa insieme all'associazione ucraina, l'abbiamo mantenuto e abbiamo creato questo account. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie per averci seguito, telespettatori. Qui si chiude la puntata di Trieste in diretta. Io vi auguro un buon proseguimento di serata.